troviamo ad Asola, in via Parma 56, presso la nostra abitazione, dove da 17 anni allestiamo all'esterno, in un portico che chiudiamo per l'occasione, allestiamo questo presepe storico in movimento che ormai si estende su quasi 100 metri quadrati. All'interno ci sono circa 100 movimenti e ci sono ancora i primissimi che abbiamo realizzato utilizzando Barbie Action Man, che abbiamo camuffato, vestito e reso in movimento per fare le primissime cose. In seguito abbiamo trovato questa ditta che crea statue in resina fatte totalmente a mano, vengono dipinte a mano e vestite dalla moglie di chi le produce, e ci hanno dato volti, mani e piedi che noi abbiamo poi assemblato e messo in movimento e creato tutti i lavori che sono i lavori dell'epoca, perché essendo un presepe storico ci siamo attenuti a quelli che sono i lavori che si trovavano all'epoca. Speriamo che entrando in questo ambiente ci si senta proprio come se si fosse là e rivivere quella che è la nascita di Gesù. Noi abbiamo cercato di creare proprio la giornata, quindi abbiamo l'alba, il tramonto, di notte abbiamo creato un cielo stellato e comunque questo ciclo dura circa 5 minuti, quindi la visita richiede di godersi ogni attimo e ogni momento di questo presepe. Alla fine del percorso quest'anno abbiamo voluto creare una grotta dove c'è una discesa, perché siamo stati a Betlemme, siamo stati a Gerusalemme. Questo ci ha portato a modificare un po' quello che era il presepe originale per renderlo il più possibile simile a quella che è la realtà del luogo dove realmente è nato Gesù. Il nostro presepe è visitabile fino all'11 di gennaio, è aperto sia nei festivi sia nei feriali, i feriali solo al pomeriggio, e è visitabile comunque, come vi ho detto all'inizio, in via Parma 56 ad Asola, e vi aspettiamo numerosi a vivere con noi la magia del Natale.